Siamo con Lulu Oliveira, attaccante del Muravera. Allora, innanzitutto parliamo di questa vittoria importantissima per voi, 2-1 a Nuoro, insomma vittoria che sicuramente è molto importante per la vostra classifica, no? Sì, assolutamente, una vittoria importante, a parte che la Nuorese ha cominciato bene, i primi 25 minuti ha messo in difficoltà, dopo che abbiamo fatto gol abbiamo cominciato a gestire bene la palla e siamo andati a riposo con 1-0. Nel secondo tempo abbiamo visto tutto il clamoroso gol con le mani. Ecco, raccontaci questo episodio, tu insomma... Hanno visto tutti. Hanno visto tutti che era un gol con la mano e tu hai deciso di... Ha visto sicuramente anche l'Abe Guardellina perché è impossibile. Io per no... Diciamo, non hai accettato la decisione, hai deciso che non era... Accettate perché noi lavoriamo tutta la settimana per un lavoro abbastanza sudato per portare il lavoro in tutte le settimane che facciamo in campo e alla fine tu vieni rubato perché è stato un gol rubato, perché è una cosa ridicola. Perché... Ecco, ma il giocatore cosa vi ha detto? Cioè, non ha ammesso l'errore oppure ha fatto finta di nulla? È quello che è stata la cosa peggiore, perché lui ha preso proprio la palla con le mani, ha buttato dentro, meno se era veramente un giocatore onesto diceva no, ho messo la palla con le mani, sicuramente prendeva l'applauso di tutta la gente, anche da noi. Sono venuto in spogliatoio e ho saputo alla fine che abbiamo vinto un'importante vittoria per la nostra classifica, perché rimaniamo sempre lì, secondo posto, una cosa importante per noi, soprattutto in Muravera. Ecco, comunque, insomma, tra le cose positive c'è anche il fatto che comunque prima della partita tu hai ricevuto un applauso di tutto il campo, insomma, per la tua lunga militanza con la maglia della Nuorese quando si giocava in campionati ben più importanti. Nei 2 anni che ho fatto quella Nuorese ho fatto 31 gol. Mi ha fatto enorme piacere che la gente mi ha applaudito, perché fa sempre piacere, no? A parte questo, per noi quello che contava soprattutto era il risultato. Il risultato abbiamo riuscito a fare. La cosa più importante. Ecco, tra un campionato secondo te, Lulu, che rispetto all'anno scorso come difficoltà sono aumentate, visto che insomma, dopo il Sant'Elia c'è un po' di bagarre anche per il secondo posto, no? Ci siete voi, la Torres? Assolutamente, perché ormai il Sant'Elia è andato. Noi adesso giochiamo per il secondo posto, anche il terzo posto, perché è importante tenere soprattutto lontani altre squadre che lo segue per il secondo e terzo posto. Certo. Ecco, parliamo un po' di attaccanti di questo campionato. Tu hai un compagno di reparto come Marco Niddu, che è un giocatore che non si può mai lasciare da solo, però ce ne sono tanti anche nelle altre squadre, no? Sì, ma ci sono tanti attaccanti forti. Io parlo di Niddu perché è un giocatore che gioca con me, è un giocatore veramente straordinario. Siamo per il momento fuori forma perché da qualche giornata che non facciamo gol, ma è importante che se non facciamo noi, facciamo i nostri compagni, è importante che il risultato come oggi portiamo a casa senza nessun problema. Certo. Fammi i nomi di qualche attaccante invece che ti è piaciuto delle altre squadre. C'è Iba della Sant'Elia, che è un giocatore veramente in area di rigore, non perdona, e ci sono anche altri che adesso non vengono in mente i nomi. Fa piacere sapere che nel campionato di eccellenza ci sono anche altri attaccanti che può lottare per qualcosa di diverso. Certo. Per chiudere, Lulu, ti chiedo, insomma, tu hai ormai 1000 primavere alle spalle, una giornata fredda come quella di oggi, come ti sei preparata per la partita, insomma, con tutte le difficoltà anche di natura ambientale che ci sono? Ma sapevo che a noi troveremo soprattutto questo clima. Io ero abbastanza coperto. Correndo ti scaldava ancora di più. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Lulu Oliveira. Lulu, naturalmente complimenti per questa vittoria a Nuoro, insomma speriamo veramente che il Muravera possa magari ripetere la favola del Castiadas che l'anno scorso è riuscito e poi grazie ai playoff a salire in Serie D. Grazie anche a te e andiamo avanti così, forse Muravera. Grazie.